Come è noto, sul finire del 1940 la resistenza greca che aveva bloccato sui monti l'avanzata italiana aveva mutato la battaglia in una guerra di posizioni. Monte Gorico più volte conquistato e perduto, soprattutto nel marzo 1941, purtroppo con numerose perdite tra gli alpini e dei battaglioni Tolmezzo, Gimona e Cividale della Giulia, senza dimenticare il sacrificio del battaglione Susa della Provenza. In questo brano di Beppe De Manzi, alpino, conscio di qualsiasi azione potrebbe essere l'ultima, rivolge un pensiero alla madre, a colei che potrebbe perdere il figlio da un momento all'altro, e che prega la Madonna di dare la forza di piangere senza disperazione. Di Beppe De Manzi, il Gorico. Yeah.